Rieccoci in studio, ancora una volta con Penalty, abbiamo l'ultima parte che vivremo insieme anche al commentatore ufficiale della prima categoria, il nostro Alessio Patti, che salutiamo. Ciao Alessio, Ettore, ben buonasera a trovato. tutti. Soprattutto non possiamo dire che oggi ci saranno risultati, ma soltanto una schermata riassuntiva completa. Sì, daremo ai nostri telespettatori quelli che hanno vinto il campionato e che sono volati in promozione, 12 che sono squadre che l'anno retrocesse. prossimo faranno il campionato di promozione. Benissimo, allora lo facciamo subito perché poi dobbiamo parlare di tante iniziative legate al calcio. Abbiamo questo gol del cuore, abbiamo anche il primo trofeo internazionale Etna Sud insieme a Dario. Un'iniziativa davvero interessante. interessante. È interessante, poi abbiamo il match talent e abbiamo soprattutto poi la parentesi importante del beach soccer, perché dobbiamo capire dove vuole arrivare questa Domus Bet. Io sono ottimista, Renato, io ho l'impressione che quest'anno la squadra di Giuseppe Bosco regalerà le emozioni che insomma non abbiamo avuto dal Catania di Pulvirenti. Ce lo auguriamo. Ce lo auguriamo. Allora, Alessio, partiamo subito di questa bella schermata di prima categoria e riassumiamo il tutto e magari avremo modo anche di chiacchierare con i nostri ospiti. È stata una prima categoria un po' ingarbugliata, nel senso che alcuni gironi fino all'ultimo sono stati molto difficili nel loro responso finale. Sì, esatto, abbiamo qui in schermata le prime classificate, rispettivamente sono messe in ordine dal girone A al girone H, e le vincenti dei playoff. L'andamento del campionato di prima categoria quest'anno è stato chiaramente differente girone per girone. Sì. Il girone H è stato quello emblematico sotto questo punto di vista perché il Gela ha giocato da solo, l'abbiamo ripetuto numerose volte, mentre squadre come la Stefanese, il Casteltermini, il Meri hanno conquistato la promozione alla loro ultima giornata. Differentemente già Borgata Terenove, Trecastagni e Città di Valverde avevano festeggiato la promozione con qualche settimana d'anticipo. Chiaramente le promozioni più belle sono quelle più attese e quindi la promozione per la Siculiana, il Promende, la C Sant'Antonio e il Macchitella ha un sapore diverso perché ottenuto con gli spareggi promozione. È stato comunque un campionato molto alto da un punto di vista tecnico, più degli anni passati e questo si è visto in numerose occasioni. Infatti, lasciando un po' la schermata, ne volevo parlare anche con i nostri ospiti. Allora, sorprende in positivo comunque questo Gela che è destinato probabilmente a categorie ancora superiori perché il presidente vuole... Si è camuffato dietro una C praticamente. Si è camuffato dietro una C. Però io credo che il Trecastagni... Credo che il Trecastagni può rappresentare il prossimo anno una squadra forte per il campionato di promozione. Il Trecastagni ha dei trascorsi importanti, diciamo che si è autoretrocessa per volontà propria, perché faceva eccellenza. Intelligentemente, perché non poteva... Ed è andato in prima categoria, ha stravinto questo campionato, diciamo, anche se Caltabiano... Ha avuto una flessione un po' negativa, ma il Calatabiano non ne ha mai approfittato e quindi poi il Trecastagni è rimasto sempre in vetta. Ma è chiaro, comunque la differenza esisteva. Una nota particolare per il Città di Valverde che si affaccia a questo campionato di promozione, diciamo, anche perché dovrebbe anche migliorare la struttura. Sì. La C Sant'Antonio non è una novità perché ha dei trascorsi importanti anche in promozione. Sì. Borgata Terenove, tra l'altro con un gruppo di anzianotti è riuscita a vincere questo girone A. Questi campionati generalmente si vincono se hai dei giocatori d'esperienza. Parliamo sempre di giovani, ma la struttura portante, diciamo quello che era il famoso baricentro scheletrico, portiere, difensore, centrocampisti e attaccante è formato sempre. Se sono forti se si sono vince. Importanti, poi magari ci metti i ragazzi, ci metti i giovani di ambizione. Il campionato di prima categoria è sempre un campionato un po' strano, nel senso che a differenza dal campionato di promozione d'eccellenza dove il giovane di qualità spicca, in prima categoria spicca di meno, perché come ha detto appunto lei mister, l'esperienza del giocatore che ha calcato i campi di prima categoria fa ancora più differenza che nelle categorie superiori. È vero. Infatti il Trecastagni mostra, a differenza di tanti altri campionati, che un po' come il Giro d'Italia non è importante vincere qualche tappa, ma è arrivare al traguardo per primo. E loro ne sono stati un esempio. Davide invece cosa ne pensa di questo campionato di prima categoria? Onestamente ho seguito poco, pochissimo. Però notavo una cosa, Gela, trascorsi di Gela che fu in Serie C. Sì. E volevo farvi una domanda a voi, cioè il Gela
tu dicevi prima, ha fatto campionato a sé. Sì. In 26 partite, 25 vittorie e un solo pareggio. Quindi Ha vinto il vogliono campionato tornare a con grandi 6 livelli. Sì, giornate. anche il presidente, ex presidente Probabilmente di farà già professionisti. l'anno prossimo in promozione un campionato di vertice. Sicuramente, ma chissà, vedremo. Dicevi Giuseppe? Lo stesso organico. Beh, probabilmente una base solida come quella già di quest'anno, che ha stravinto il campione di prima categoria, non poteva essere altrimenti. Ciccio, invece tu come vedi l'Aci Sant'Antonio il prossimo anno nel campionato di promozione? Credi che possa essere pronta con qualche aggiustamento per cercare anche di essere una società importante? Allora, io ho visto la finale la settimana scorsa. Sì, col Città di Catania. Col Città di Catania, e hanno una cosa in più che la prima categoria non ha. La tifoseria. Questo è importante. Ed è una cosa molto È giusto. importante, e già aiuta la società a fare degli obiettivi un po' più importanti. Certo, il certo. team c'è, con 2 pitine potrebbero Può dire la fare, sua, alla grande esattamente. anche nel campionato di promozione. Allora, adesso parliamo di alcune iniziative che si svolgeranno nei prossimi giorni. La prima è questa, si chiama Gol del Cuore. Questa è la locandina che tra poco adesso andremo a visualizzare in maniera più dettagliata. Ce ne parla naturalmente mister Renato Marletta. Allora Renato. Allora, io ho avuto il piacere e l'onore di essere stato invitato come allenatore di una delle 2 squadre da parte dell'organizzatore Giovanni Galini. Naturalmente allenare l'Itterio domani e allenare Bruno Torrisi o guidarle sarà un vero piacere. Tra le altre cose è una manifestazione, diciamo, importante. Dico, speriamo che ci sia alle 9:30 a Torre del Grifo una partecipazione, perché si parla di solidarietà. Beneficenza a tutti gli effetti. Beneficenza a tutti gli effetti. La madrina Donatella Finocchiaro presenterà Giuseppe Castiglia, per cui è un momento di aggregazione per tanti giovani che vogliono vedere anche artisti siciliani. Ho visto qua la scaletta delle convocazioni, ricordiamo alcuni giocatori della squadra attori cantanti, abbiamo Mimmo Gennaro, Maurizio Nicolosi, Andrea Troina, Enrico Guarneri chiaramente, poi c'è Mario Pinato, insomma i nomi sono importanti. Il problema è trasformarli in calciatori. Quello è un po' più difficile. Mentre la squadra degli artisti siciliani, sicuramente sarà, credo, leggermente più preparata, no? Ho questa sensazione. Allora, hanno la fortuna di avere nelle loro fila Orazio Russo e Gaspare che Cacciola, che ancora qualche calcio riescono a darlo. Però c'è Gino Astorina, Ruggero Sardo. Però dico, lo spirito naturalmente è quello goliardico di partecipazione, per cui insomma... Piero Zola. Speriamo in una partecipazione massiccia, anche perché, ripeto, è soprattutto una giornata di solidarietà. Si riderà, perché vedo che ci sono molti comici, quindi si cercherà anche di sdrammatizzare il tutto. Allora ricordiamo l'appuntamento. Domani mattina alle 9:30 a Torre del Grifo. C'è un ingresso oppure l'offerta è in beneficenza libera? No, credo che ci sia l'ingresso con 5 euro, si paga 5 euro, perché già sono state, diciamo, organizzate nelle scuole dell'Interland. Bene, questo è importante. La prevendita c'è già stata ed è stata piuttosto importante. Certo, in questa maniera si aiuta la solidarietà a 360 gradi. Tra l'altro, scusami, a proposito di solidarietà, si aggancia all'altra partita del cuore che ci sarà. Mentre ci siamo, anche là sono un allenatore di una delle squadre, non so quale Luca Napoli mi assegnerà, ma già si prevede allo stadio Cibali, il Massimino pieno. Massimino. Tra le altre cose ci sarà anche Angelo, la famosa cubista. Gioca? No, farà sicuramente spettacolo. È la testimonial. E poi, a proposito di solidarietà, volevo ricordare che l'AIAC non si fa mancare nulla. La settimana scorsa abbiamo ratificato un accordo con la Frates di Sant'Agata di Battiato di Cicatena, per cui in tutte le manifestazioni per donare sangue gli allenatori saremo pronti e disponibili. In questo contesto cerchiamo di coinvolgere anche i giocatori. Bene, interessante. Vedo che già Giulia sta facendo vedere questa seconda locandina di questa iniziativa invece che si svolgerà attraverso anche 3 amministrazioni comunali che l'hanno sposata. Patrocinata, anche l'ARS insieme ai comuni. Sì, è un torneo internazionale appunto denominato Etna Sud, perché sul versante proprio sud dell'Etna, e che appunto i comuni hanno sposato, per sono anche turistico, lo sport e il turismo, insomma si sposano. Categoria allievi. Categoria allievi, sì, 97-98. Abbiamo il piacere quest'anno di ospitare per la prima edizione squadre professionisti, quindi avremo il Palermo, avremo la Regina, avremo il Catania Calcio, ovviamente non poteva mancare, avremo il Valletta da Malta, che è la squadra più titolare. E anche una squadra finlandese. Dalla Finlandia. Cioè non vi siete fatti attuali mancare campioni nulla. del sud della Finlandia di
di categoria in Ragusa Calcio, il Belpasso e la rappresentativa FIGC di Catania. Che sarà allenata da Prezzavento. Però mister, tu farai sempre un po' il direttore tecnico. Lavoriamo insieme da una trentina d'anni. È vero, quindi è un evento, con è vincente. È un evento nell'evento, perché all'interno del torneo abbiamo 2 eventi importanti. Il 30 a Maltino avremo l'accoglienza delle squadre e si aprirà con un convegno dal tema sport e integrazione, quando lo sport ha nulla di differenze. Abbiamo coinvolto le scuole e i comuni patrocinanti, quindi Belpasso, Nicolosi e Ragalna. All'evento parteciperanno la dottoressa Visentini, Studio Ghiretti, che è uno studio a livello nazionale, organizza eventi di una certa importanza, l'ultima è la Junior Team Cup, e un ospite tecnico, un allenatore che verrà dalla Serie A, che attendiamo. Abbiamo il nome, la famosa a sorpresa. È un convegno sorpresa. Esatto. Allora, a dire la verità, avevamo contrattato Stramaccioni. Sì. Siamo partiti da Sacchi. Purtroppo il momento dei mondiali sono tutti impegnati. Domani martedì mattina il nostro consiglio nazionale è a Coverciano per un direttivo, vedremo a sorpresa chi ci farà arrivare. Se voi portate Stramaccioni mi fate contento Ciccio Rametta, che ha una grande voglia di conoscerlo. Guarda, magari... è stato contattato direttamente, c'era un problema che lui praticamente l'indomani mattina alle 9 dovrebbe essere a Roma perché c'è un convegno sulla SLA. Non ci ha detto di no, perché noi abbiamo detto che la tempistica aerea gli potrebbe permettere di essere presente. Aspettiamo risposta. Senti, toglimi una curiosità, non c'entra niente, ma volevo saperlo, siamo quasi in chiusura ancora, però poi voglio parlare del Catania Beach Soccer, ma so che Stramaccioni non è stato promosso al Supercorso. No. Stramaccioni ha completato successivamente perché c'era un problema di assenza. Ho capito. Allora, quando tu frequenti un corso anche professionistico, hai delle assenze giustificate, predefinite. Lui in quel periodo allenava l'Inter e purtroppo l'esigenza di allenare non era compatibile con certi giorni di assenza. Quindi successivamente allora, la federazione gli ha permesso di rifare gli esami in un momento successivo. Mi mancava questa cosa. E allenatore professionista a tutti gli effetti. Per la gioia di tutti anche se poi speriamo che arrivino i risultati. Ma sai, lui è partito dalla Roma, poi si è trovato a guidare l'Inter. E come ha fatto? Cioè, come ha fatto? Per lui aveva vinto la Champions League, la UEFA Youth League. Ma a livello giovanile un po' di fortuna ci vuole. Gli allenatori hanno bisogno. Allora, gli allenatori hanno bisogno di avere opportunità. Pellegrino Docet. Giusto. Cioè, se gli dai l'opportunità, è chiaro che tu devi essere bravo in quel momento a sfruttare se per cogliere l'attimo, perché l'autobus non passa tutti i giorni. Mai, non passa mai. L'ultima cosa, ma così volevo per il programma invito a chiunque volesse partecipare sul sito www.torneoetnasud.it. Da martedì sarà aperto, quindi sarà possibile. Benissimo, così c'è anche tutto il calendario degli incontri. Sono 2 gironi di 4 squadre, semifinali incrociate, prime con seconda con le terze e le quarte per farne vicino alla finale di ottavo posto e sesto posto. Benissimo, quindi sarà importante dal 30 seguirlo. fino al 1 giugno, fine settimana da venerdì a calcio giovanile, dilettantistico non tanto perché sono quasi tutte diciamo che sarà professionistiche. calcio ad alto livello, Sud dell'Italia. Benissimo. Ho voglia di parlare di beach soccer e allora a questo punto parola e telecamera a Giuseppe Platania, capitano della Domus Bet Catania Beach Soccer, nonché anche giocatore della nazionale, ormai da oltre 6 anni presente nel gruppo storico di questa nazionale che cercherà prima o poi di vincerlo questo mondiale. Però non parliamo della nazionale, parliamo del Catania Beach Soccer che si sta preparando alla Champions League. Allora, prima della Champions abbiamo un altro evento molto importante che è la Coppa Italia. Già, vero? È che uno pensa sempre che la Champions sia perfetto, perché la Champions diciamo che è un evento organizzato dal Presidente con i massimi sforzi e l'ha ottenuto, però quello che ci anticipa prima è la Coppa Italia che purtroppo negli ultimi 3 anni siamo stati protagonisti di 3 finali e tutte e 3 le abbiamo perse. E quindi avete voglia voglio dire, diciamo che la Champions però per adesso, a parte in questi giorni sarà la presentazione. È nella vostra mente, ma in questo momento è in un angolino. È in un angolino messo a parte perché lì sarà, spero, solo una competizione dove dovremmo essere protagonisti innanzitutto perché è padrone di casa e ospitiamo l'evento, però sarà una vetrina importante perché dobbiamo lì trovarci avversari non solo delle grandi società, ma il sistema dell'Euro Beach Soccer Cup funziona che tantissime società come la Polonia, l'Ucraina e la Russia sono le nazionali immesse lì a fare esperienza e giocare sempre insieme. Cioè sarà ancora molto più difficile nella Champions. Quello che stiamo preparando prima di tutto, come ripeto,
allestito una squadra fortissima il presidente, ma non viene meno alle altre squadre che abbiamo avuto negli anni passati, non per niente abbiamo fatto 4 finali negli ultimi 3 anni. E io credo che questa però sia la stagione probabilmente della svolta anche a livello societario da parte del team di Bosco. Vincere aiuterebbe probabilmente a questo passaggio di grande immagine nel mondo del beach soccer. Sì, tu mi insegni che non basta arrivare in finale e guardarla, e guardare gli altri alzare il trofeo. Bisogna giocarla e vincere, e quest'anno abbiamo una vetrina in più che è la Champions, ma in ogni caso è riuscito il presidente con il comune, la città a organizzare e a disputare le finali proprio a casa nostra, a Lido Azzurro. Giuseppe Platania c'ha un sogno? A parte di rigiocare una finale mondiale persa contro il Brasile, persa con quell'allenatore con cui adesso inizierà a lavorare. Guarda, il sogno è già stato realizzato quel periodo lì, perché non capita tutti i giorni trovarsi esordiente al mondiale e disputare addirittura la finale, perché purtroppo per la nazionale è stato un sogno e una parentesi, perché è molto difficile, perché purtroppo noi abbiamo problemi di struttura. Beh, adesso con questa beach soccer però... Io dico come nazionale, perché Arena. purtroppo rispetto all'est europeo che ha gli impianti al chiuso riscaldati, noi ci vediamo soltanto, vedi domani andrò 5 giorni e poi il prossimo impegno sarà tra un mese. Ho capito, quindi avete bisogno anche di una struttura al coperto? Sì, si fa fatica perché purtroppo tutti i ragazzi che ci ritroviamo la domenica a giocare con la neve, con la pioggia, l'indomani dobbiamo metterci sulla sabbia. Non penso è facile perché... C'è Davide che voleva fare una domanda. Non è piccante, mi auguro. No, curiosità mia. Si parla chiaramente di livello dilettantistico, però so... Beh, in questo caso non tanto, Sì, no, è comunque sempre sotto la giurisdizione della... Sì. Allora, chiedevo a lui... La nazionale non più, Club Italia. Ok. Chiedevo a lui, sicuramente i professionisti si sono messi anche ex giocatori magari all'opera nel beach soccer. Io so che tu hai affrontato, magari da allenatore lui, un grande del calcio mondiale, che è Eric Cantona. Ora, con la Francia, ti chiedo una cosa, secondo te i professionisti che apporto possono dare al movimento o insomma al beach soccer in generale? Sembra lui ha fatto calcio ad alti livelli. Beh, cavolo. Guarda, noi adesso abbiamo il CT nostro nazionale che è Esposito, Massimiliano Esposito. E come persona, e come anche ho avuto la possibilità di conoscere, come ben dici, Cantonazzi, posso dare innanzitutto l'esperienza. Perché sono gente professionista. Sono diversi che il calcio 11, come se fosse un altro sport in fondo. Però è un altro sport. Quando hai di fronte certi elementi. Però abituati a vivere e respirare calcio tutti i giorni, la pressione, e a fare il professionista per 15-20 anni ti danno... Quindi aiutano. Sì, ti danno c'è solo da imparare con loro accanto, diciamo. Com'è Cantona? Sono curioso. Hai 5 secondi per rispondere perché sennò non riesco a chiudere in tempo. Com'è Cantona? Una grande persona. Una grande persona, basta che non litiga. Va bene, siamo quasi in chiusura, però l'ultima battuta la voglio fare anche a Ciccio Caruso di questo torneo, insomma ormai se ne parla in maniera forte e determinata in tutto l'ambiente del calcio dilettantistico, tra l'altro campionati finiti, quindi i ragazzi vengono a giocare con più intensità. C'è grande agonismo, le prime 3 settimane sono state intensissime, credo che anche le prossime saranno considerevoli. Ciccio? Sì, intanto scusami se ti correggo, sono 2 le giornate. Hai ragione. Appena concluso la seconda Abbiamo giornata. concluso la seconda, chiedo scusa. Sì, abbiamo... No, è perché abbiamo fatto la settimana prima della presentazione. Esattamente, noi che abbiamo lavorato già da 3 settimane. Sì, è un progetto che sta crescendo di giorno in giorno, già l'ambiente si sta incominciando a riscaldare, i giocatori molto più nominati vengono all'interno della struttura, grandissimi campioni di promozione che per il momento non si dicono i nomi prima che poi i presidenti vengono... Vabbè, ormai sono finiti i campionati, quindi... Però sai, la settimana scorsa hanno giocato da me. E quindi poi si sono andati a fare le finali. Poi si sono andati a fare le finali comunque. Vabbè, abbiamo discorso. Per tenersi in allenamento. Per tenersi in allenamento. Sì, e per tenersi un po' in allenamento. Quindi allora le prossime settimane ci attendono ancora grandi incontri. Sì, grandissimi match, grandissimo spettacolo, ma grandissimo fair play. Benissimo. E quella è la cosa principale. Assolutamente, sono assolutamente d'accordo. Vi ricordiamo che potete seguire il Match Talent anche su Stessa Rete il sabato e la domenica alle 15:40 e in replica alle 20. Nella puntata della replica delle 20, come tutti ben sanno, il tutto è inserito all'interno della trasmissione Penalty. Abbiamo chiuso, passiamo ai saluti, salutiamo Ciccio, grazie Ciccio per questa tua presenza, salutiamo anche il capitano della Catania Beach Soccer, grazie a voi. in bocca al lupo, sarà una stagione estiva
credo positiva. Sono molto ottimista, anche perché portate in alto questo nome del Catania che ultimamente insomma non ci ha dato delle belle cose. Salutiamo anche Davide con il suo torneo che si svolgerà prestissimo, la settimana prossima, il 30 maggio, quindi meno di 2 settimane, e anche lì avremo modo di vedere grande qualità. Salutiamo anche mister Renato Marletta, ci rivedremo prestissimo perché insomma stiamo lavorando intensamente a questo Penalty Awards che ci vedrà. Grazie sempre per la gentile disponibilità. Grazie a te anche per i tuoi consigli e anche per il tuo conoscere approfondito il calcio dilettantistico. E salutiamo anche il nostro splendido Alessio Patti. Sei sempre abbronzato, come fai? Non lo sappiamo. Certo, lavoro al sole, quindi se non mi abbronzo io, chi se no. Comunque Ettore, saluto te e tutti i nostri telespettatori, auguro un buon inizio di settimana. E salutiamo anche la nostra Giulia, che invece dovrà andare a ripararsi questo suo ginocchio perché ha preso una botta bestiale. Grazie. Ci rivediamo con te la prossima settimana. Ci vediamo domenica prossima. Noi chiaramente rimandiamo il tutto appunto alla prossima settimana, a partire dalle 19:30 con una nuova puntata di Penalty. Ufficialmente è l'ultima puntata in studio perché poi quella del 25 sarà dedicata solo ed esclusivamente alle nomination e alla presentazione del trofeo Penalty Awards. Vi ricordo pure che questa trasmissione la potete seguire online attraverso il sito di Sestarete, www.sestarete.org. Appuntamento alla prossima settimana, quindi domenica alle 19:30. Grazie a tutti e arrivederci.